piede libero per omicidio stradale. Il 18enne alla guida dell'auto che ieri a Villorba ha travolto e ucciso un ex docente 71enne. Il ragazzo era al volante senza patente. A Ponzano il dolore della famiglia della vittima. Ho avuto un annebbiamento, poi l'impatto, le parole del 18enne cubano indagato per omicidio stradale. La chiamata alla madre: vieni, ho fatto una cavolata, alcol e droga, test negativi. Paura ieri sera per il sindaco, dice Salto, crosato, travolto da un furgone mentre era in sella alla sua bici tra Jesolo e Cortellazzo. L'autista non si è fermato, ora è caccia al pirata. Probabilmente è stato un fulmine che ha colpito la canna fumaria durante il maltempo della notte scorsa a innescare l'incendio del tetto di una casa a Villorba. I danni sono gravi. 12 stranieri irregolari accompagnati alla frontiera per il rimpatrio su disposizione del questore nel mese di agosto, tra loro un 34enne che per non venire espulso ha organizzato un matrimonio combinato. La politica, mentre il governatore Zaia conferma l'esercizio provvisorio della regione, il centrodestra resta in sospeso sul nome del candidato e le forze della coalizione scalpitano. Più di 4.000 le immissioni in ruolo per l'avvio del nuovo anno scolastico in Veneto. Tra docenti, ATA e dirigenti si rafforza la stabilità delle scuole, ma non basta, restano ancora molti posti vacanti. Nel 62esimo anniversario del disastro del Vajont, la memoria passa anche dallo sport. Torna la partita della memoria, evento che unisce pallavolo e ricordo. In campo le Pantere dell'Imoco Conegliano. Buonasera, bentrovati, eccoci in diretta dunque con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali e ripartiamo dall'incidente costato la vita a un ex docente 71enne ieri a Villorba, perché è stato denunciato a piede libero per omicidio stradale il ragazzo di 18 anni che era alla guida della macchina, era al volante, lo ricordiamo, senza aver conseguito la patente. A Ponzano intanto il dolore della famiglia della vittima. No, scusate, ma no, non me ne Erika, la figlia del professor Diego Lapen, si scusa ma non se la sente di parlare. Gli occhi rossi racchiudono tutto il dolore per la tragedia che ha colpito il padre, ex vicepreside dell'ITIS Fermi, 71 anni, travolto in via Trento a Villorba mentre era in sella alla sua bici da una 500 condotta da un ragazzo di 18 anni. Quel dolore profondo ma composto che avvolge l'abitazione di via Diaz. Poco dopo arriva anche il fratello Tommaso. Vengo da un viaggio molto lungo, mi dispiace ma preferisco evitare, grazie. Nella villetta di Ponzano è un continuo via vai di amici e familiari, nessuna voglia di parlare, forte lo shock per quanto accaduto. L'impatto è stato duro. Da un lato il dolore della famiglia di Diego Lapen, dall'altra le indagini che proseguono per ricostruire esattamente quanto accaduto. Nei confronti del 18enne di origini cubane domiciliato a Mogliano è scattata la denuncia per omicidio stradale. Era lui al volante della 500 che ha travolto Lapen mentre era in sella alla sua bicicletta, sbalzandola a diversi metri di distanza. Il corpo del professore è finito nel giardino di un'abitazione mentre la bici è rimasta agganciata alla ringhiera. Per l'uomo non c'è stato nulla da fare. Si è scoperto poi che il ragazzo si trovava al volante dell'auto intestata alla madre senza aver mai conseguito la patente. Così racconta il sindaco Francesco Soligo, tra i primi ad aver raggiunto il luogo della tragedia. Non ho avuto modo di scambiare parole con il ragazzo, al momento era molto scosso. Non possiamo tollerare comportamenti irresponsabili che mettono a rischio la vita degli altri. Chi si mette alla guida senza i requisiti previsti dalla legge commette un atto gravissimo e deve rispondere con pene esemplari. Ha aggiunto Soligo che questa mattina ha incontrato la moglie e la figlia della vittima. Questa mattina ho incontrato la moglie e la figlia del professore, le ho accompagnate per le pratiche burocratiche e la tensione è ancora molto alta. Diego Lapen per anni ha insegnato prima al liceo Da Vinci, poi all'ITIS Fermi, di cui ha ricoperto anche l'incarico di vicepreside. Lo ricorda così una vicina e madre di una sua alunna. Come professore come lo ricordate? È buono, sì, buono, sempre disponibile, sì. Lo vedeva spesso in bicicletta? Ah, sempre sì, passavo di qua a piedi col cane, con la figlia, con la moglie, sì. No, guardi, mi dispiace da morire, proprio. È una cosa grande, perché pensare vai fuori, fare un po' di moto, diciamo, e non torni più. Anche gli altri vicini lo descrivono come una persona buona, gentile, spesso lo vedevano in sella alla sua amata bicicletta. Andava via in bicicletta e ho saputo la notizia, triste notizia, insomma. È riservato. Ho capito. Anzi, no. Purtroppo mi dispiace tanto perché sì, era una persona, parlava spesso, era buono. Lo vedevo uscire in bicicletta? Sì, vedevo uscire in bicicletta.
Siamo davanti all'ennesima vittima da incidente stradale per comportamenti irresponsabili. Chi guida deve essere responsabile, così il presidente della provincia di Treviso Stefano Marcon dopo la tragedia di Villorba. Siamo ancora qui per l'ennesima volta a piangere una vittima da incidente stradale per comportamenti irresponsabili. Non si può abbassare la guardia. Come provincia stiamo continuando nell'opera di sensibilizzazione sia nei confronti degli over 65 che degli under 35, cercando di coinvolgerli e far instillare in loro il senso della responsabilità che ci vuole quando si guida un automezzo. Non ti concede mai una seconda opportunità, puoi essere causa di male a te stesso e agli altri, quindi il comportamento di chi guida, ribadisco ancora una volta, deve essere responsabile. E l'avvocato difensore del 18enne che ha provocato l'incidente di Villorba fa sapere che il ragazzo piange da ieri, non riesce a ricordare cosa sia esattamente accaduto. Vieni, ho fatto una cavolata, ha detto al telefono alla madre subito dopo l'incidente. I test per l'assunzione di alcol e droga hanno dato esito negativo, resta il fatto che non aveva mai conseguito la patente. Il ragazzo, mi riferisce la mamma, è sotto shock, continua a piangere da ieri e ricorda poco. Riferisce di avere un ricordo annebbiato, nel senso che ricorda di aver avuto un annebbiamento nel momento appunto in cui stava conducendo l'autovettura e poi si è reso conto dell'impatto. Continua a piangere, ricorda poco o nulla il 18enne di origini cubane, responsabile del tragico investimento di Villorba in cui ha trovato la morte il 71enne Diego Le Pen. Nell'abitazione di Mogliano in cui è domiciliato con la madre si è chiuso nel silenzio. Il giovanissimo, che non aveva mai conseguito la patente né aveva il foglio rosa, non era in stato di alterazione, non aveva assunto quindi né alcol né sostanze, come sottolinea il suo difensore, l'avvocato trevigiano Fabio Crea, perplesso sulla ricostruzione del sinistro. Dinamica, direi in questo momento difficile da ricostruire, particolarmente strana trattandosi di un rettilineo. L'impatto è stato sicuramente violento, però diciamo al momento non è facile determinarlo con certezza, proprio per lo stato di shock del ragazzo che non riesce a ricordare perfettamente l'accaduto. La macchina è stata sottratta all'insaputa della mamma, quindi chiaramente la mancanza della patente e dell'abilitazione alla guida certamente può essere stato la concausa di una dinamica che al momento è difficile da comprendere. Sarebbe stata la prima volta che il ragazzo sottraeva la macchina alla madre. È stato un gesto improvviso che l'ha sconcertata, ha sentito che il ragazzo a un certo punto l'ha chiamata quando è avvenuto l'incidente mortale, il ragazzo l'ha chiamata subito e la mamma è rimasta altrettanto scioccata dal fatto di non vedere l'autovettura fuori dalla propria abitazione. La difesa attende ora lo svolgimento degli accertamenti da parte della procura, l'autopsia probabilmente e gli approfondimenti sulla dinamica rispetto alla quale l'avvocato ipotizza di nominare un consulente di parte. Il suo assistito, incensurato, è al momento indagato a piede libero per omicidio stradale. Credo che anche il fatto che oltre al danno non sia scappato, questo è un elemento che nella tragedia, nel reato, nella disgrazia può aver consentito alla procura di non procedere nella richiesta di misura. Quanto alla famiglia della vittima, non ci sono stati al momento contatti da parte del 18enne e della madre con i figli di Le Pen, troppo recente l'accaduto. Successivamente credo che un percorso di avvicinamento ci possa essere, visto il rammarico che tanto la mamma quanto il ragazzo stanno provando in questo momento. Il mondo della scuola nella Marca è in lutto per la tragica scomparsa del docente in pensione, il ricordo del suo ex preside all'ITIS Fermi, Sandro Corradini. Come vorrebbe che fosse ricordato il professor Le Pen? Brava persona, sempre cosciente del ruolo. Si è sempre impegnato a fondo verso i ragazzi, molto corretto, e poi una persona capace perché lui come insegnante era bravo, capiva i ragazzi. Un uomo con molte qualità
Questo è stato il professor Diego La Pen, scomparso drammaticamente a 71 anni, travolto da un'auto mentre percorreva in bicicletta via Trento a Villorba. Dal 2013 al 2015 Sandro Corradini è stato preside dell'ITIS Fermi di Treviso, con La Pen vicepreside. Io La Pen lo conoscevo anche da prima perché lui abitava qua dietro, qua vicino. Era amico di mia sorella, quindi ci conoscevamo da parecchio tempo. È stato anche il docente di matematica di mio figlio, quindi lo conoscevo bene. Del periodo trascorso assieme al Fermi, Corradini ricorda tanto. Per esempio quando l'istituto perse la specializzazione di perito tessile e loro, battendo burocrazie e difficoltà varie, riuscirono a salvare i primi telai che lavoravano con istruzioni su scheda che si trovavano a scuola. Li abbiamo trasferiti al Museo dell'Arte della Lana a Stia. Stia, comune di vicino a Firenze, dove c'è questo Museo dell'Arte della Lana che ha accolto i nostri telai jacquard. Sono finiti persi o buttati via, come se non vi fosse. Non hanno mai capito il valore storico importante di questi telai. Uno è finito, due sono finiti a Stia e uno è finito a Bolzano. Poi l'altra grande impresa che abbiamo fatto è stata quella di attivare l'ITS assieme a Rossi di Vicenza in meccanica meccatronica. Coi ragazzi poi c'è sempre stato dialogo. Quando fu proibito il fumo a scuola, Corradini e Le Pen si trovarono a fronteggiare un gruppo di studenti che contestavano il provvedimento fumando in ricreazione. Ci siamo messi là, abbiamo perso parecchio tempo in presidenza a parlare con loro, senza minacciarli di niente, insomma. Però alla fine hanno capito che forse era conveniente smettere di fare stupidaggini. E giovedì alle 15:30 a Cornuda saranno celebrati invece i funerali di Massimiliano Chiarellotto, l'operaio di 52 anni tragicamente scomparso domenica sera in un incidente stradale a Nogaré di Crocetta del Montello. Conosciuto da tutti come Maci, stava rientrando a casa quando ha perso il controllo del suo scooter finendo contro un palo della luce. Dopo il funerale in chiesa il feretro sarà tumulato nel cimitero di Ciano del Montello. La famiglia, la mamma, la sorella hanno chiesto che eventuali offerte vengano devolute all'Aido. E si sono vissuti momenti di paura ieri sera per il sindaco di Cessalto Emanuele Crosato. Mentre era in sella alla sua bicicletta lungo la strada che collega Jesolo a Cortellazzo è stato travolto da un furgone. L'autista non si è fermato e ora è caccia al pirata della strada. Un urto violento, la caduta sull'asfalto, l'impatto contro il guardrail. Così Emanuele Crosato, sindaco di Cessalto, è finito in pronto soccorso dopo essere stato investito da un furgone ieri sera mentre pedalava lungo il tratto tra Jesolo e Cortellazzo. Erano le 18:45 di ieri, stavo percorrendo in bicicletta, io sono un amatore della bicicletta e pedalo spesso. Ero in via Colombo a Jesolo, da Jesolo Paese in direzione verso Cortellazzo. Io tenevo rigorosamente la mia destra e un furgone di colore bianco, un furgone commerciale, mi ha urtato il braccio sinistro con lo specchietto e quel colpo mi ha praticamente fatto andare verso il guardrail e da lì sono caduto. E pensandola bene, insomma, visto anche quello che le notizie che abbiamo di questi giorni, mi è andata bene. Il conducente del furgone non si è fermato, ha tirato dritto lasciando Crosato a terra, dolorante ma cosciente. Il primo cittadino racconta quegli attimi di paura, mista e indignazione. Non ho nulla di rotto se non un insieme di botte. Stamattina sono andato dai carabinieri e ho presentato regolare denuncia. Polizia locale di Jesolo e carabinieri stanno passando al setaccio le immagini delle videocamere di sorveglianza della zona, 2 in particolare, con gli obiettivi puntati proprio nella direzione dell'impatto. Potrebbero avere già individuato furgone e conducente che ha violato il codice della strada omettendo di fermarsi e di prestare soccorso. Rimane la tristezza da una parte, perché comunque poteva fermarsi e osservare il fatto, insomma, e magari prestarmi un minimo di aiuto. Dall'altra parte la fortuna che abbiamo dei nuovi sistemi tecnologici che ci permettono, perché sono stato avvisato che il veicolo stava arrivando ad alta velocità e proprio poco prima dell'impatto da un sistema della Garmin che appunto mi ha avvisato che
arrivava il veicolo. Crosato l'ha letteralmente scampata grazie al radar installato sotto il sellino della bici che avvisa della presenza di veicoli in avvicinamento emettendo più suoni, e dalla fortuna di avere il caschetto. Cosa che non vedo purtroppo spesso, magari ormai vedo tutti i ciclisti, diciamo amatori, che hanno il caschetto, però non lo vedo indossato ad esempio dalle persone comuni che utilizzano la bici per andare a fare la spesa o i bambini per spostarsi. Fin qui l'ampia pagina di cronaca dalle strade, avete sentito anche la brutta esperienza per il sindaco di Cessalto. È in corso un'ennesima ondata di maltempo nel nostro territorio, proprio in queste ore, in questi minuti. Ci sono situazioni critiche con vere e proprie nubifragi che hanno causato allagamenti tra Breda, Zenson di Piave e Chiarano, Protezione Civile all'opera, e probabilmente è stato proprio un fulmine della scorsa notte a innescare l'incendio del tetto di un'abitazione a Villorba che ha riportato gravi danni. I danni ammontano probabilmente a decine di migliaia di euro e quel tetto a fuoco su una villetta in via Due Acque a Villorba, la conseguenza più seria dell'ondata di maltempo che si è abbattuta qui la notte scorsa. I vigili del fuoco di Treviso sono intervenuti dalla sede centrale con l'aiuto dell'autoscala. Le fiamme hanno interessato 2 travature in legno creando importanti danni alla coperta. L'allarme era stato lanciato dai residenti che alle 7 del mattino avevano visto del fumo uscire dal tetto. Secondo la loro ricostruzione è possibile che la canna fumaria sia stata colpita da un fulmine attorno alla mezzanotte, innescando un principio di incendio che è divenuto vero e proprio quando è stato scoperto il tetto per risalire all'origine del fumo. In ogni caso la tempestività delle squadre dei vigili del fuoco ha permesso che le fiamme non si propagassero al resto dell'abitazione. I danni restano comunque importanti. Fortunatamente nessuno è rimasto ferito, conseguenze invece le ha avute un alveare andato completamente distrutto. E poi ci sono i furti nel territorio. Riaprirà domani la pizzeria che dopo 2 giorni di chiusura a causa dei danni provocati dall'irruzione dei ladri, i fratelli proprietari dello storico locale di Vittorio Veneto hanno inaugurato la gestione appena 4 mesi fa, danneggiata una finestra, rubato il palmare delle ordinazioni. Ho parlato con qualche vicino qui del stesso condominio e no, nessuno si è accorto di nulla. Sono entrati scardinando la finestra posta sul retro, difficile stabilire quanti fossero. La pizzeria non ha né antifurto né telecamere di videosorveglianza. Andati probabilmente a colpo sicuro, indisturbati, nella notte tra sabato e domenica i ladri hanno fatto irruzione alla pizzeria Sanremo 2, aperta con nuova gestione dai fratelli Giancarlo e Diego, che hanno dato nuova vita allo storico locale di via Pastore a Vittorio Veneto. Hanno rubato il fondo cassa e il telefono che usiamo per gli ordini e rotto la cassa. Portata via tra le altre cose anche una cassa audio. Abbiamo quantificato un po' i danni, adesso vediamo con l'assicurazione che però probabilmente tra la franchigia e quindi non verrà coperto quasi nulla. Più grave è l'ammontare dei danni che quello della refurtiva. Sporta la denuncia ai carabinieri, i 2 fratelli hanno tenuto chiuso il locale alcuni giorni per sistemare quanto era stato rotto e ricomprare il palmare per le ordinazioni. L'inaugurazione della pizzeria appena 4 mesi fa, mai i 2 fratelli si sarebbero immaginati di subire un furto così dopo il duro lavoro che hanno fatto per poterla aprire. Il mio fratello lavorava già un po' come pizzaiolo, io invece gli ultimi 6 anni ho vissuto in Norvegia e i primi 2 anni ho lavorato come pizzaiolo, poi come panettiere e pasticcere e così, visto che comunque volevo rientrare e c'era la voglia di aprire qualcosa. La pizzeria riaprirà nelle prossime ore, ma i 2 titolari ora già pensano ad installare antifurto e telecamere. Sì, adesso lo faremo, sì, sicuramente. Dispiace? Sì, no, dispiace, sì. No, più che altro un po' di sconforto, ma no, sì, adesso abbiamo chiuso un paio di giorni, un attimo perché ci mancavano le attrezzature, eccetera, sì, tra cui il palmare e sistemare un attimo la cassa. E i carabinieri invece della compagnia di Montebelluna hanno arrestato ieri mattina un 29enne di origini marocchine già noto alle forze dell'ordine che era evaso dagli arresti domiciliari. La misura gli era stata imposta nella sua abitazione in provincia di Belluno dopo che il 15 luglio all'interno del locale The Grain di Montebelluna, ubriaco, aveva danneggiato gli arredi e aggredito i militari intervenuti. È stato rintracciato in via Santa Caterina da Siena. Il 29enne era stato inizialmente destinatario del divieto di ritorno nella provincia
di Treviso, viste le ripetute violazioni. Il 27 agosto erano scattati i domiciliari e ora per lui si sono aperte le porte del carcere. 12 cittadini stranieri irregolari accompagnati alla frontiera per il rimpatrio su disposizione del questore Simone nel mese di agosto, tra loro un 34enne che per non venire espulso aveva organizzato un matrimonio combinato. Irregolare nel territorio nazionale, con una serie di precedenti di polizia alle spalle per falso e violazioni del codice della strada, un 34enne di origini serbe ha cercato di ottenere il permesso di rimanere in Italia organizzando un matrimonio combinato. Al momento di procedere con le pubblicazioni, la polizia locale di Treviso lo ha smascherato e il questore Alessandra Simone ne ha ordinato il rimpatrio. Non si tratta del solo accompagnamento alla frontiera eseguito dalla Polizia di Stato nel mese di agosto. I provvedimenti di espulsione sono stati ben 12 e hanno interessato cittadini stranieri ritenuti pericolosi per l'ordine e la sicurezza pubblica. Rimpatrio immediato per un 23enne albanese responsabile di alcune rapine in strada commesse tra il 2021 e il 2022 tra Treviso e Venezia, per le quali aveva già scontato 2 anni di carcere. Stessa sorte per un 38enne kosovaro condannato per spaccio di droga a Vicenza e per 2 cittadine cinesi di 44 e 47 anni, irregolari sul territorio, scoperte a lavorare in 2 centri massaggi della Marca. Voltiamo pagina alla politica adesso, mentre il governatore Zaia conferma l'esercizio provvisorio della regione, il centrodestra resta appeso sul nome del candidato e le forze della coalizione scalpitano naturalmente. A chi viene dato il candidato? A Fratelli d'Italia o Lega? Io, guardi, da ex Lega avrei piacere fosse un leghista. Il cuore dice una cosa, il cervello? Il cervello dice che la matematica è diversa. Per l'uomo di punta di Liga Veneto Repubblica, alla fine molto probabilmente la spunterà Fratelli d'Italia. Questione di pragmatismo politico, ma anche per l'ex leghista più noto in Veneto di cattiva gestione del Carroccio dai suoi vertici. Uno, manco a dirlo su tutti. Salvini dovrebbe aver già deciso cosa fare, o comunque chi proporre. E questo non è stato fatto e ci troviamo con questa situazione che però diamo uno spazio estremamente ampio al centro-sinistra con Manildo. Un Salvini che, dato per certo al Lido per la mostra del cinema, nelle prossime ore dovrebbe incontrare Luca Zaia a Venezia per sciogliere alcuni nodi. Sicuramente lo incontrerò anche perché abbiamo soprattutto il lato Olimpiadi degli incontri pubblici assieme e mi fermo qui, nel senso che lo incontrerò ma non ho null'altro da aggiungere. E mentre lo stesso Zaia conferma l'esercizio provvisorio per la regione con un bilancio di previsione che la nuova amministrazione sarà chiamata a predisporre tra gennaio e febbraio, uno dei nodi politici nel centrodestra è proprio il nome che la Lega deve mettere sul piatto nella trattativa con Meloniani e Forza Italia. Per Darè anche qui troppe indecisioni dovute sia a Salvini ma anche allo stesso governatore e alla sindrome da uomo solo al comando. Perché Luca Zaia non si è creato una figura da poter portare sul tavolo delle trattative? E qua quello, diciamo, che noi tutti ci diciamo chi è nella Lega e chi è come me fuori dalla Lega. Luca Zaia poteva crearsi una figura, cioè il suo dopo lo poteva fare tranquillamente avendo costruito magari all'interno degli assessori, all'interno di qualsiasi persona politica all'interno della Lega. Un delfino e portarlo al tavolo delle trattative. Un'attesa che non fa bene, un'attesa che coinvolge anche chi come Liga Veneto Repubblica nel centrodestra si sente, ma non sa ancora se nel centrodestra verrà accolto. In caso contrario è pronta la corsa solitaria con lo stesso Darè come candidato governatore. Una corsa che potrebbe fare male al Carroccio, magari arruolando nella truppa qualche transfugo della Lega escluso dalle liste o scontento del partito che vede come vice Salvini Roberto Vannacci. Che i mal di pancia restino lo dimostra il caso Oppeano, la festa di partito nel Veronese che giovedì vedrà proprio Vannacci tra gli ospiti, ma che il collega europarlamentare Paolo Borchia, segretario provinciale, ha omesso di citare, presentando l'appuntamento. Darè sul tema ha già dato in tempi non sospetti, procurandosi un'espulsione. Questa non è la nostra storia, non è la storia della Liga Veneta, non è la storia della Lega Nord. Noi abbiamo portato a casa i voti degli iscritti della CGIL che hanno votato Lega Nord. Ci sarà un motivo, perché era un partito trasversale, era un movimento trasversale, era un movimento identitario di una regione o di un'area geografica molto importante. E, secondo Darè, non è da Lega nemmeno ipotizzare di cambiare la legge elettorale per sbloccare il terzo mandato agli assessori, ipotesi che invece Zaia difende. Io lo trovo corretto
corretto e legittimo che si faccia, dopodiché questa è una scelta politica, mi fermo qui, però spero che lo si faccia. Questa è secondo me un'assurdità, che non si fa una legge a fine mandato, ma è stato sbagliato a suo tempo. Siamo l'unica regione in Italia che ha dato il limite agli assessori, siamo l'unica. Questi sono errori di valutazione a quel tempo. Io spero che non facciano la brutta figura di portarla. Io da uomo del centrodestra spero che non facciano la brutta figura di portarla, perché sanno benissimo che morirà all'interno del Consiglio regionale. E a proposito di Matteo Salvini, la sindaca di Vittorio Veneto, Mirella Bagliana, ha scritto per l'appunto al Ministro delle Infrastrutture per chiedere che un tratto dell'autostrada A27 non venga fatto pagare a residenti e lavoratori costretti a prendere l'autostrada per le continue chiusure di Fadalto e Alemagna. Tra l'altro proprio in Alemagna c'è stato oggi l'ennesimo incidente che ha bloccato il traffico e prodotto lunghe code. Chiediamo al Ministero, in particolare appunto al Ministro Matteo Salvini, una collaborazione per instaurare un proficuo dialogo con Autostrade per appunto riuscire a trovare la soluzione a questo problema che si sta protraendo. La lettera firmata è pronta per essere inviata, indirizzo Villa Patrizzi, Roma, sede del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. La richiesta della sindaca Bagliana è chiara: non far pagare il pedaggio nel tratto di A27 Vittorio Veneto Nord Fadalto, percorso dai cittadini e dai lavoratori che per lavori notturni all'autostrada e le numerose interruzioni della statale Alemagna si trovano a dover pagare per andare al lavoro e tornare nelle proprie case. Ricordiamo che questo tratto di strada serve il Vittoriese, ma non solo, quindi dal Vittoriese verso tutto l'Alpago, quindi a una chiusura naturalmente devono entrare in autostrada e pagare il doppio pedaggio dell'andata e il ritorno. Una situazione che persiste dall'anno scorso e che si sta protraendo. La frequenza con cui viene chiusa l'Alemagna sta aumentando e soprattutto siamo preoccupati per l'inverno perché poi i fenomeni piovosi aumenteranno e quindi diciamo che i sensori che sono stati applicati da ANAS sul corpo franoso sono molto sensibili e quindi molto spesso aumenta la chiusura della strada. Intanto sulla A27 per lavori di manutenzione alle barriere antirumore la stazione di Vittorio Veneto Nord subirà chiusure notturne programmate nelle notti di mercoledì 3, giovedì 4 e venerdì 5 settembre. Una lettera, quella inviata dalla sindaca Bagliana, che ha trovato il sostegno di ogni parte politica. Mi sono confrontata anche col parlamentare Gianangelo Boff e con il consigliere regionale Razzolini, che sono intervenuti anche loro su questa questione e siamo tutti uniti per cercare una soluzione al di là appunto del colore politico. Mi attendo una risposta di buon senso. Adesso ci fermiamo per qualche istante di pubblicità, torniamo a breve. Di nuovo in studio con l'edizione di Treviso dei nostri telegiornali, parliamo adesso di scuola. Sono più di 4.000 le immissioni in ruolo per l'avvio del nuovo anno scolastico in Veneto. Tra docenti, ATA e dirigenti si rafforza dunque la stabilità delle scuole, ma non basta, restano ancora molti posti vacanti. Via l'anno scolastico con 4.020 nuovi insegnanti di ruolo. Un grande lavoro, come ricorda il direttore generale Marco Bussetti, quello compiuto dagli uffici dell'ufficio scolastico per il Veneto. Si procede spediti sulla via della stabilizzazione del personale nelle scuole, anche se restano delle criticità importanti. Tra i nuovi assunti, 950 docenti di sostegno e 990 del personale ATA. In servizio anche 21 dirigenti scolastici, riducendo a sole 18 le reggenze su posti vacanti. Novità storica per gli insegnanti di religione. Dopo circa 20 anni sono 491 le assunzioni, con le diocesi di Padova, Vicenza e Verona, oltre quota 100 ciascuna. Ma rimane un forte bisogno di docenti in alcuni dei settori chiave. Ancora 97 cattedre scoperte nella primaria, 115 nelle secondarie per le materie letterarie e posti vacanti anche in matematica, informatica, scienze naturali, chimica e biologia. Un bilancio complessivo positivo che segna un passo avanti verso la stabilità del personale scolastico veneto.
E torna la vendemmia sociale, l'iniziativa patrocinata dall'ULSS 2 marca trevigiana è arrivata quest'anno all'8ª edizione. Anche nel 2025 il ricavato sarà devoluto alla Lilt di Treviso. Siamo partiti 8 anni fa, l'iniziativa continua, lo chiediamo anche a altre aziende di estenderla perché effettivamente è un momento importante di aggregazione tra le persone, dello stare insieme nella logica che la vendemmia è qualcosa di una tradizione antica che va mantenuta perché è una tradizione delle nostre terre. Un'occasione speciale per fare del bene e sostenere concretamente chi sta affrontando la malattia. La vendemmia sociale è arrivata all'8ª edizione. 2 giornate, il 13 e il 20 settembre, a San Polo di Piave e Monfumo, con la Lega Italiana per la lotta ai tumori e la partecipazione tra gli altri di Casagialla e Divisione Autismo Castelmonte Onlus, 2 realtà che si occupano di persone con disturbo pervasivo dello sviluppo e autismo. Il fatto di avere questa solidarietà, questo senso dello stare insieme, e che fa ovviamente superare anche i pensieri negativi eccetera, credo che possa sicuramente aiutare, ma quello che conta è quello che viene dato con la vendemmia solidale alla Lilt, perché la Lilt ha proprio questo compito di presa in carico insieme all'ULSS delle persone oncologiche. Credo che questa sia la vera sostanza di questo avvenimento. La vendemmia sociale è la dimostrazione di come la solidarietà possa essere fatta in molti modi. Era nata così come gioco per poter fare qualcosa di concreto per i malati oncologici, per i loro familiari e per i volontari che li assistono, anche personale medico, e dopo 8 anni siamo ancora qui. Siamo ancora qui con la Lilt, che ringraziamo per sostenerci nell'iniziativa e a cui verrà devoluto tutto il ricavato. Vedi proprio nella gioia nei loro volti, nel loro cuore e ti ringraziano quando se ne vanno dicendoti grazie, perché io oggi ho vissuto un attimo che non ho pensato per un secondo al mio problema, alla mia malattia, e ci ringraziano con il cuore, e questo è quello che a me dà in assoluto di più e mi spinge a continuare ad andare avanti. Per la Lilt un'occasione in più per ribadire l'importanza della prevenzione, anzi delle prevenzioni. Prevenzione primaria, corretti stili di vita, attività fisica, non fumare ed eliminare dall'ambiente quelle che potrebbero essere le cause di insorgenza della malattia. Secondaria è la prevenzione e la diagnosi precoce attraverso le visite che noi effettuiamo anche nei nostri ambulatori, e la terziaria è accompagnare il malato nel suo percorso di cura attraverso l'assistenza, attraverso la fisioterapia, attraverso il sostegno psicologico, l'accompagnamento alle terapie. Adesso andiamo alla pagina delle notizie dal Bellunese. Nel 62esimo anniversario del disastro del Vajont, la memoria passa anche dallo sport. Torna la partita della memoria, evento che unisce pallavolo e ricordo e che vedrà in campo le campionesse dell'Imoco Volley. Pubblico delle grandi occasioni atteso alla VHV Arena di Belluno per la partita della memoria, primo evento del calendario commemorativo del 62esimo del Vajont. Il 15 settembre alle 18:30 lo spettacolo sarà assicurato e ai massimi livelli. In campo le Pantere di Conegliano della Prosecco Doc Imoco Volley contro le Pink Panthers della CDA Talmassons Volley. Siamo felici di riabbracciare la Prosecco Doc Imoco Volley Conegliano, perché sicuramente è la squadra più forte al mondo e quindi per noi è un onore e un orgoglio poterli riavere qui dopo l'esperienza a Longarone nel 60esimo del Vajont. L'abbiamo voluta richiamare la partita della memoria per unire, diciamo così, che lo sport possa anche contribuire a non dimenticare. E sarà una partita che andrà oltre il risultato per sottolineare il valore del ricordo e la forza della comunità. Giambattista De Mari, dirigente del team di Conegliano. È una società di altissimo livello. Basti pensare all'ultima stagione agonistica in cui sono stati raggiunti tutti gli obiettivi a livello nazionale e internazionale, però ha sempre una grossa attenzione per il territorio e per le iniziative a scopo sociale, come ritengo sia la partita che verremo a disputare il 15 di settembre qui a Belluno. Prezzo simbolico per l'incontro, intero €7, gratuito sotto i 14 anni, prevendita online. Un amichevole di lusso pur nell'imminenza del campionato che inizierà a ottobre. Le Pantere di Conegliano attualmente sono in Thailandia, impegnate nel mondiale del volley femminile. Ci sarà sicuramente qualche assenza, ma sarà comunque un amichevole di spessore, in quanto
gran parte del roster sarà presente. E con la partita della memoria si inaugureranno gli eventi per commemorare il disastro del Vajont. Fra tutti spicca l'appuntamento dell'8 ottobre, quando saranno rinnovati i patti di amicizia costituiti negli anni dal Comune di Longarone. Abbiamo voluto dedicare proprio una giornata richiamando tutte quelle che sono le comunità con cui noi abbiamo instaurato negli anni, nella nostra storia, patti di amicizia o gemellaggi, sia legati alla comunità di Longarone sia quella di Castellavazzo prima della fusione, in modo da veramente riabbracciare. Saranno circa una ventina, quasi tutti hanno dato la loro adesione. A poco più di un anno dal lancio del cammino retico, nonostante gli appelli, le istituzioni tutte non hanno dato seguito agli impegni per sostenere questa forma di turismo lento che sta facendo parlare di sé in tutto il mondo. Dal Times al Forbes, passando per National Geographic e tutte le riviste di settore, la strada percorsa dal cammino retico è anche questa. Recensioni sulle riviste internazionali che esaltano quei 170 km a quote medie tra le bellezze uniche del Basso Feltrino, del Tesino e della Valsugana, del Monte Grappa e della Valle di Serenne, feltre e i borghi di mezza montagna, porte d'ingresso del Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi, e che hanno dato il bollino di qualità al progetto dell'associazione Carpe Diem, promotrice di una nuova idea di turismo a passo lento. Duplice l'opportunità: da un lato valorizzare il territorio, dall'altro aiutare zone svantaggiate che soffrono lo spopolamento. Ma il paradosso è dietro l'angolo e Nemo, profeta in patria, è espressione che calza a pennello. Attualmente l'associazione che gestisce il cammino retico è totalmente o semi-totalmente autogestita, vale a dire che attualmente stiamo ancora aspettando una risposta concreta e tangibile da parte delle amministrazioni coinvolte. Perché il percorso ha bisogno della condivisione di tutti, istituzioni in primis. Tantissimi turisti sono partiti da ogni parte del mondo nell'ultimo anno per percorrere i sentieri tracciati dall'ideatore Francesco De Bortoli, in questi giorni in tour in solitaria per promuovere il cammino in tutta Italia. Tutto a titolo di volontariato, e ora, per sostenere il progetto, è stata lanciata una campagna di raccolta fondi. E sperando anche di smuovere un attimino le varie amministrazioni, perché veramente siamo abbandonati a noi stessi. A loro sono molto grati per quello che abbiamo portato come visitatori, come viandanti, e tutto quel flusso che c'è, e anche le varie attività sono molto contente, però in concreto grazie tante. Senza sostegno l'associazione sarà costretta a tagliare il tracciato, specie nelle zone che hanno patito gli effetti del maltempo e che necessiterebbero di manutenzione urgente. Qual è il vostro appello? Di mettersi un attimino nei nostri panni come associazione, già che parlano appunto tutti di valorizzare i territori, dovrebbero appunto capire che l'associazione non è che fa per sé stessa. Cittadini e turisti intanto più sicuri a Cortina in caso di malesseri cardiaci è quello che si propone un progetto presentato in municipio. Cortina d'Ampezzo si prepara a diventare comune protetto dal punto di vista cardiologico. È stato presentato in municipio il progetto Cortina Protetta, promosso dall'Associazione degli Albergatori con il patrocinio del comune, allo scopo di trasformare la Conca Ampezzana in un territorio sicuro e protetto mediante la costruzione di una rete di defibrillatori automatici esterni e teleconnessi, telecontrollati e mappati presso le strutture ricettive della zona. Tutto è partito dalla considerazione che Cortina, con i suoi oltre 250 km² di estensione e una popolazione che varia dai 5.500 residenti fissi, con più di 1.600 over 65, alle oltre 50.000 presenze nei momenti di massimo afflusso turistico, con picchi previsti di fino a 130.000 visitatori durante le giornate olimpiche, presenta caratteristiche che rendono questa iniziativa particolarmente urgente e sentita. Si tratta di un passo importante in previsione del traguardo olimpico e paralimpico del 2026, ma soprattutto come eredità a lungo termine per la sicurezza degli ospiti e della comunità residente.
È iniziato il conto alla rovescia per il campionato del mondo estivo di bob e skeleton a Cortina d'Ampezzo, appuntamento per l'11 e 12 settembre al centro sportivo di Fiames sul pistino di spinta intitolato a Renzo Alverà, struttura fondamentale per la preparazione a secco di bobbisti e scheletonisti. 16 nazioni in gara, oltre all'Italia si daranno battaglia sulla pista artificiale per conquistare il miglior tempo di spinta, organizzano Fondazione Cortina e Bob Club Cortina. Era l'ultima notizia per questa edizione, io vi ringrazio per averci seguito, come sempre dopo di noi le previsioni del tempo, a voi tutti una buona serata, arrivederci.